L'ho voluta io questa conferenza stampa di fatto in tutti i territori di tutte le ULSS Veneto, perché è bene che si capisca che quello che magari anche qualcuno mentre visita va a dire senza voler generalizzare, ma dire al paziente ma sai non ci sono medici perché la regione non assume, non è vero, nel senso che noi abbiamo migliaia di posti vacanti, non riusciamo a coprirli perché i concorsi o non si presentano o si presentano, vincono e se ne vanno da un'altra parte, nel senso che ci sono più offerte di lavoro di quelli che sono i medici. In Italia mancheranno circa 56.000 medici e se non ricordo male, dato Veneto, abbiamo almeno un deficit di organico di 1.300 unità. Questo per dire che i medici non ci sono e se non ci sono negli ospedali non è perché la regione non vuole, la regione fa i concorsi ma non si riesce ad assumere. In cosa l'autonomia può risolvere questo problema? Guardi, le faccio un esempio, partiamo dai pronto soccorso che è la prima emergenza. E se potessimo in questa fase emergenziale utilizzare anche medici che non hanno la specializzazione per l'emergenza urgenza, ma che sono medici, potremmo già dare una mano nei pronto soccorso. Pensare che tutti quelli che vanno in pensione, non ci vedo nulla di tragico, che davanti a un grande chirurgo che trapianta cuori a 65 anni magari gli dici restami un anno in più, 2 anni in più. E poi il tema della scuola di specialità che deve essere aperta con più numeri ed infine, io continuo a dirlo, eliminare il numero chiuso.